ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Chiediamo adesso un suo intervento che ragioni, quel termine che avevo chiesto anche al dottor Coviello, sulle banche, fondazioni e quanto di pasticciato ci possa essere. Grazie. La prendo un po' larga, ma non vi spaventate. No, intanto mi scuso, io sono arrivato in ritardo perché c'è un traffico della Madonna. Ho scoperto che ci sono i cantieri della Pedemontana, che è storia di cui io ho avuto occasione di occuparmi per il mio giornale, e quindi vi lascio così. Fra una decina d'anni, vi faccio una profezia, fra una decina d'anni ci ritroviamo qui a discutere quanti miliardi di euro vi sarà costata, a voi, anche a noi, insomma, ma in particolare a voi contribuenti veneti, un'opera che è nata in project financing, cioè per essere fatta tutta a carico dei privati senza un solo euro pubblico. No, il conto sarà di miliardi di euro. E questo, c'entra con l'argomento di questo libro e di questo nostro incontro di oggi, perché qui non c'è una questione, di tipo etico, anche ovviamente, ma soprattutto c'è una cultura. C'è un problema di che cosa in Italia fare banca, impresa, essere imprenditori significhi nella testa di quelli che lo fanno. Prima Giovanni ha citato Bill Gates. Fermo restando che io 30 anni fa intervistavo Bill Gates perché era molto più facile che intervistare Coviello, perché Coviello 30 anni fa faceva l'industriale, era il miglior produttore italiano di personal computer, il produttore indipendente di quelli che allora si chiamavano i cloni, e evidentemente lavorava molto più di Bill Gates. O Bill Gates era più organizzato, non lo so. Comunque era Bill Gates, a differenza di Coviello, come i risultati dimostrano, detto senza offesa, è diventato l'uomo più ricco del mondo, a differenza di Coviello, perché è una persona, Bill Gates è una delle persone più avide che esistano. Nel senso che lui la mattina quando apre gli occhi, la sua domanda, perché io l'ho sperimentato nella sua conversazione, lui si pone ossessivamente la stessa domanda: how can I make money with that? No? Come posso fare soldi con questo? Gli fai vedere il libro sulla Fondazione ROI e lui dice: bene, come facciamo a fare i soldi con il libro sulla Fondazione ROI? Però Bill Gates, dopo essere diventato l'uomo più ricco del mondo, avendo un'idea evoluta del ruolo sociale dell'imprenditore e riconoscendo che l'accumulazione di denaro per un imprenditore è un segno del successo delle sue idee imprenditoriali, a cui lui per questo è affezionato, ma non deve determinare un trasferimento perpetuo di ricchezza, perché la ricchezza comunque appartiene alla società che l'ha prodotta.
alla società, dico nel suo insieme, non l'azienda. E quindi cosa fa Bill Gates? Come eroe, a un certo punto prende metà del suo patrimonio di uomo più ricco del mondo, parliamo di 50 miliardi di euro, 50 miliardi di euro, e li mette in una fondazione, che però non ha affidato a Zonin, perché li mette in una fondazione con l'incarico dato alla sua fondazione di trovare il vaccino per la malaria. Questo ha fatto Bill Gates dei soldi che ha guadagnato in tutta la sua vita di imprenditore determinato e avido. Nel suo piccolo Roy fa la stessa cosa e non mancano esempi, anche in Italia, di imprenditori che sanno che una volta che si sono giocati che i soldi che fa un imprenditore sono un po' come i soldi del Monopoly, cioè ho vinto la partita, vi ho fatto vedere che sono il più bravo, ma adesso io questi soldi, c'è chi dice no, i soldi adesso sono miei e li lascio ai miei figli che devono dimostrare di essere bravi come me, no? E c'è sempre un Pier qualcosa che deve distruggere l'azienda paterna perché così papà è contento. E pensate quante aziende italiane sono state distrutte così. Poi c'è chi come eroi restituisce alla società il denaro. E il problema è che c'è qualcuno pronto a intercettarlo questo denaro. Noi, allora, vi dico così, perché questo libro è molto interessante da leggere. Anche perché è come un diario, cioè è scritto giorno per giorno, non è rielaborato a posteriori. Per cui voi rivedete, è come rivedere un film, no? E voi andate avanti, leggete tutti gli articoli pubblicati da Vicenza Più e ogni pagina sempre di più dite, vabbè, adesso li arrestano però, no? No, non succede mai. Qual è qual è il significato generale? Questa è una storia in sé piccola. Diciamo, si sono fottuti qualche decina di milioni di euro. Tenete conto che nella crisi bancaria italiana solo di mancato gettito fiscale, perché dice, le banche perdono, hanno i crediti fiscali. Già solo così lo Stato italiano, che poi dice non è vero, noi non aiutiamo le banche, no, però lo Stato italiano già in questo momento conta 60 miliardi di euro di mancato gettito fiscale delle banche, che poi fanno le perdite, compensano fiscalmente, non pagano 60 miliardi di tasse e poi danno i dividendi. Alcune riescono a dare il dividendo, non si capisce. Prendono il bonus fiscale per le perdite e danno i dividendi. Vabbè. Che cos'è il senso generale di questa vicenda? Tutte queste cose cominciano tra il 2007 e il 2008, cioè quando inizia la crisi. È successa una cosa che nessuno aveva previsto. Cioè, il capitalismo è fatto di crisi, di andamenti congiunturali. Ogni tanto c'è una crisi, dura qualche anno. La famosa crisi del 29, alla fine è durata, diciamo, considerando proprio l'onda lunga della crisi, è durata non più di 4-5 anni, quella che era la crisi epocale. Questa in cui siamo, ormai siamo quasi a 10 anni. E cosa è successo? È come quando si ritira la marea e rimangono delle cose.
e si scopre, si vedono delle cose che erano coperte dal mare. C'è un sistema, il sistema del capitalismo italiano, che è fatto sostanzialmente da imprenditori privati che hanno le pezze al culo e manager privati o pubblici che mettono le mani sulle banche, col meccanismo delle fondazioni, vabbè, e quindi mettono le mani sui flussi di denaro e li intercettano e li deviano. Cosa fanno? Questi sono addestrati storicamente a fare le loro porcherie sempre in misura molto equilibrata, in maniera tale che poi, se c'è la crisi, c'è un momento di difficoltà, poi si riparte e quando riparte il ciclo tutto viene coperto dalla crescita. Infatti i più grandi scandali a cui stiamo assistendo sono quelli provocati dalla sfiga, cioè da quelli che hanno fatto una porcheria nel 2007. Cioè quando hanno fatto la porcheria esattamente quando è iniziata la crisi. Tra l'altro il 2007 era l'anno in cui eravamo al culmine di un'onda lunga che è iniziata nel 2002 di una specie di bolla finanziaria in cui era appunto una bolla, tutti i valori crescevano, per cui le catene di Sant'Antonio andavano da pazzi. Cioè io potevo, le azioni della Popolare di Vicenza 62,5 €, ma l'anno prossimo le portiamo a 70 e poi le portiamo a 80, questa era l'idea. Ed ecco che il Monte dei Paschi nel 2007 compra l'Anton Veneta, no? Segnando la propria fine, perché è iniziata la crisi. Loro lo sapevano che stavano facendo una porcheria, ma erano convinti che l'onda della crescita avrebbe coperto la porcheria. Hanno quotato in borsa il Sole 24 Ore a un prezzo folle, compiendo una truffa ai danni dei risparmiatori che hanno dato i soldi per le azioni di cui adesso vediamo i risultati. No? E tutto succede nel 2007, tra il 2007 e il 2008. Perché appunto siamo nelle mani di una classe dirigente di irresponsabili che non pensano alla crescita equilibrata dell'azienda, che non è loro normalmente, che gli è stata affidata, al buon investimento di denaro che non è loro ma gli è stato affidato, ma pensano normalmente a farsi gli affari loro. Detto così, brutalmente. Ora, cosa succede? Queste storie si ripetono uguali, in tutte le province italiane, più o meno. Diciamo che qui a Vicenza, nella provincia di Vicenza, vi è andata un po' peggio, rispetto, però comunque il segno è sempre quello. C'è un'oligarchia di imprenditori locali legati a qualche partito, alla Chiesa, alla massoneria, poi dipende, ognuno ha la sua, inclinazione locale, sono molto coesi tra loro, fanno riferimento a una banca e alla Confindustria locale, si approvvigionano di denaro a basso costo dalla banca che è stata loro affidata e che loro usano per prestare i soldi a se stessi, prima di tutto, poi agli amici, eccetera. E questa storia va avanti perché
questo modo che a posteriori ci sembra un modo di aver spolpato le banche e distrutto le banche, quando loro lo fanno, iniziano a fare questa cosa, sembra che produca ricchezza. Perché alla fine, io devo dire, alla fine il meccanismo è la catena di Sant'Antonio. Arriva l'immobiliarista amico che vuole costruire, fare una speculazione edilizia, prende i soldi dalla banca, costruisce il palazzo e lo rivende. A chi? A gente a cui è stato detto che tu compri una casa a 5.000 euro metro quadro, sicuro che fra 5 anni la rivenderai a 7.000. E questa cosa effettivamente è successa, per cui erano tutti più ricchi. Erano tutti convinti di essere più ricchi. E sono sempre immobiliaristi, no? Chissà perché, certo che è più difficile fare i soldi con sistemi operativi per computer. Molto più semplice comprare un terreno agricolo, corrompere un assessore e fare il plusvalore sul terreno. Questo lo sappiamo fare tutti. È facile così essere dei grandi imprenditori e questi sono tutti così. Tutto va benissimo anche perché poi loro si comprano i giornali, si comprano le televisioni e quindi se la cantano e se la suonano, e devo dire da questo punto di vista è fortunata la provincia di Vicenza ad avere una testata come Vicenza Più, che fa un lavoro difficilissimo, è molto più difficile. Ce ne sono anche altri in varie province italiane come Coviello, non in tutte le province, perché è un lavoro difficilissimo, è molto più difficile il lavoro che fanno loro di quello che posso fare io a Roma, perché tu stai a Vicenza, sono tutti indebitati con Zonin, sono tutti amici di Zonin, e scrivere notizie, anche perché c'hai solo Zonin con cui prendertela, quindi o te la prendi con Zonin o non te la prendi con nessuno, e non è un lavoro facile. Sei sottoposto a pressioni, anche intimidazioni, eccetera. Io devo dire, da questo punto di vista, personalmente faccio una vita molto più comoda, perché io a Roma ho solo una banca che ha sede a Roma ed è la Banca d'Italia. Per cui non tanto comodo, non tanto comodo. No, vabbè, e infatti, però voglio dire, come dire, infatti io me la prendo con la Banca d'Italia, però alla fine, però poi alla fine io posso scegliere, oggi mi occupo di Vicenza, domani di Banca Marche, poi vado a Teramo per la Tercas, è più facile. Come dire, noi che stiamo nei giornali nazionali, voliamo in giro per l'Italia e i radar dei banchieri vari locali faticano a intercettarci, diciamo, anche se dai risultati non si direbbe, perché non è che poi anche i giornali nazionali scrivano tantissimo le cose. Però cosa è successo? Quello che di cui è anche interessante testimonianza questo libro, perché inizia il racconto prima e finisce dopo. Prima e dopo che cosa? C'è una cosa che ha cambiato tutto lo scenario italiano, che io ne sono convintissimo, ed è il suicidio del pensionato di Civitavecchia che aveva messo tutti i suoi risparmi nelle subordinate di Banca Etruria. Questo signore, a questo signore, che si chiamava Luigino D'Angelo e si è suicidato negli ultimi giorni di novembre del 2015, cioè pochi giorni dopo il 22 novembre, quando fu fatta l'operazione di azzeramento
delle obbligazioni di Banca Etruria, è successa una roba imprevista, cioè questo signor D'Angelo si suicida e accende sulle banche l'attenzione della televisione. Ovviamente i giornali poi corrono dietro alla televisione, si crea quel cortocircuito mediatico per cui di punto in bianco tutti gli italiani sono diventati quel giorno esperti di obbligazioni subordinate, la qual cosa fa sorridere ma ha in sé una grande, come dire, potenza rivoluzionaria, perché guardate che lì è successa una cosa che io in tanti anni non l'avevo mai vista, cioè noi, gente come me, come Coviello, cioè giornalisti, eccetera, per la prima volta leggiamo le ispezioni della Banca d'Italia, che sono dei documenti segretissimi che fino a un certo punto uno nemmeno si poneva il problema di andarli a leggere. No? Invece a un certo punto si è rotto tutto, è successo un casino. Questi si sono resi conto che che si stava scoprendo tutto, sono andati nel panico. Gli unici che hanno resistito con flemma, e voglio vedere quanto resistono ancora, sono i magistrati, che ancora non si sono accorti di nulla. Non so se avete... sono lì che meditano, diciamo, forse pare che ci sia... qualcuno si deve essere rubato qualcosa, vediamo, diciamo, quindi ci faranno sapere nei prossimi anni. Ma a parte i magistrati, i banchieri, la vigilanza, Banca Italia, la Consob, la politica hanno capito che questa cosa qui non la tengono più sotto controllo e quindi il panico. E quindi cominciano ad accusarsi tra loro e quindi diciamo, è la festa del giornalista. Quando cominciano ad accusarsi tra loro, il giornalista ha fatto bingo, perché li mette uno contro l'altro e quelli cominciano a tirar fuori i documenti. E infatti adesso noi sappiamo un sacco di cose, no? Noi sappiamo un sacco di cose che prima non sapevamo, che prima era proprio impensabile sapere. Di queste cose, in questo libro sulla Fondazione Eroi, ne trovate tantissime, perché, ripeto, adesso abbiamo la possibilità di trovare i documenti e le notizie. Abbiamo la possibilità, non è che tutti questa possibilità, giornalisti italiani la sfruttino in modo, la sfruttino con la maniera, diciamo, intensa e quotidiana con cui lo fa Coviello con Vicenza Più. E questo, diciamo, ecco, io vi ho voluto, come dire, inquadrare in una situazione generale questo libro che appunto si occupa di una vicenda molto piccola e molto locale, ma che è assolutamente rappresentativa di quello che sta succedendo in Italia. E leggendo questo libro io stesso sto imparando molte cose di come funzionano i meccanismi della crisi bancaria, che oggi si chiama crisi, ma prima bisognerebbe chiamarlo un gigantesco furto organizzato da parte di gruppi di potere ben identificati. Grazie. ROI, la Fondazione Demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la Fondazione Demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la Fondazione Demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.